Noi torniamo a parlare del tema che avevamo proposto identificando tra divorzio e figli, perché questo è il tema con cui abbiamo deciso di andare verso la conclusione di questo ciclo di trasmissioni. Questa è la penultima. Allora, tornando al padre separato, brevemente, lei dal legislatore o dagli avvocati cosa vorrebbe? Il legislatore ha fatto un ottimo lavoro nel proporre e nel far approvare la legge 54 nel febbraio-marzo del 2006. La legge è stato detto, gli sono stati trovati un sacco di difetti, ma voglio dire, si poteva sicuramente applicare in modo migliore. In modo un po' più fedele a quelle che erano alcune interpretazioni anche, dico, così, di buon senso, legate al buon senso popolare. Perché lei ha detto che ce l'aveva, non lei personalmente, ma un po' rappresentando quelli nelle associazioni con gli avvocati? Noi dobbiamo riuscire, questa è un po' l'opinione anche che raccolgo da altri padri che stanno vivendo, hanno vissuto questo clima particolarmente pesante della separazione. Dobbiamo riuscire in qualche modo a tirare fuori il processo della separazione dai tribunali. Cioè, i tribunali sono il male delle due figure che seguono allo smembramento della famiglia. Si crea un clima di conflittualità che a cui nessuno degli operatori è disposto a rinunciare. Avvocato? No, io credo che dobbiamo partire da un presupposto, che quando si arriva a una separazione c'è una conflittualità fra le due parti, fra i genitori, fra marito e moglie. E io vedo, e credo che anche il collega me lo può confermare, in grandissime percentuali troviamo che questa conflittualità viene scaricata sui figli, cioè si modifica subito l'atteggiamento che si ha con i figli. Allora, in alcuni casi la madre io non te lo faccio vedere, in alcuni casi il padre io lo devo vedere anche se non ho tempo, anche se poi lo lascio alla compagna attuale o cose del genere. La normativa 54-2006, per carità, è stata stupenda per certi versi, cioè ha tolto il monopolio della gestione dei minori a quello, come diceva il collega Paniz, alle madri, in quanto appunto ogni statistica percentuale mi parlava di una prevalenza. Per capire, collega, non perché anche lei sia parlamentare, ma perché anche lui è avvocato. È avvocato, esatto, io lo vedo come avvocato, ovviamente. No, e qui come legislatore, perché non come avvocato. La normativa è stupenda, ma secondo me è arrivata una normativa del genere perché ha vissuto determinate cose, se no forse era difficile poter arrivare a capire quali fossero determinati problemi. Cosa ha fatto questa normativa? Mi ha portato a un affidamento congiunto nella normalità dei casi, quando l'affido esclusivo diventa solo una cosa particolare, mentre prima la normalità era l'esclusività, il congiunto non c'era mai. Una volta, tantissimi anni fa... Non congiunto, condiviso. Perché c'è una bella differenza tra congiunto e condiviso. Sì, senz'altro, ma il condiviso cosa vuol dire? Che il bambino, il minore, passa un determinato... Non entriamo sul perché legge, io dico, venga a quello che gli hanno contestato, che siete voi causa della... Partiamo dal presupposto invece che sono... Chi si rivolge al legale perché deve arrivare ad una separazione ha un'acidità nei confronti dell'altro coniuge generalmente molto alta. Molto alta. Per l'appunto proprio nel momento in cui si rivolge al professionista, al legale, che a mio avviso suggerisce anche alcuni comportamenti da tenere o non da tenere. Ci sono bravi avvocati questo è vero. Probabilmente danno indicazioni perché la soluzione della conflittualità sia a breve termine, altri che invece fanno di tutto perché questa conflittualità aumenti non è proprio il processo di separazione venga proiettato così in avanti con separazioni. Vi chiedo scusa, purtroppo il tempo